Questo libro qui è stato un esperimento dove nel periodo di Covid ho cercato di trasmettere me stesso a mia figlia, perché essendo piccola non ha vissuto quello che il papà ha fatto quando lei era piccola, e quindi materializzando questo libro sono riuscito a scrivere tutte quante le mie esperienze. Ho raccontato del momento dell'incidente, della rinascita sul letto d'ospedale col mio papà che mi ha detto dell'amputazione della gamba, e successivamente con la grande sfida nata con la mia guida Lio Denesse, dove mi ha portato dall'affrontare i semplici sentieri, le gare di vertical, le corse in salita in montagna, all'alpinismo, ad arrivare alla vetta della Grande di Lavaredo e a spingermi oltre, andare anche oltre l'alpinismo. Quindi per me arrivare in cima al Monte Rosa, Gran Sasso e tanti altri posti è stato una grande sfida, una grande vittoria vinta. Assolutamente, la mia attività in montagna è nata grazie anche ai social, Facebook, YouTube, proprio per documentare, far vedere ad altri quello che si può fare in montagna, perché era una cosa che in precedenza non c'era. È stato bello ottenere un gran risultato ed essere seguito e avere delle persone che chiedono informazioni guardando i video e anche i post per cercare di inserire nel loro materiale di utilizzo normale per la deambulazione anche nei giardini pubblici il materiale che uso io per andare a camminare in montagna. Quindi diciamo che l'obiettivo è stato raggiunto e spero che tante persone si mettano in gioco, in discussione, e provano ad abbandonare il salotto di casa e la comfort zone loro e cercarla magari all'esterno. Il libro di Elisa insieme alla mamma è stato un gioco che è nato proprio sul letto, alla sera prima di andare a dormire. Invece di leggere le solite storie, si sono dette: ma perché non inventiamo noi delle storie, ci ridiamo su e le trasferiamo nero su bianco? E da lì è partito proprio questo gioco con questo gatto che gioca con l'ape e che si prende la balla di succo di mela, quindi è tutto buono anche per i ragazzi che vogliono leggere delle pagine molto leggere, immedesimarsi nella parte degli animali che giocano nell'ambito familiare e cercare sempre di rendere spensierata il loro pensiero prima di andare a letto. L'esperienza olimpica e quella paraolimpica sono per la montagna e comunque per la regione Veneto, credo, un punto di partenza importantissimo, perché ha avviato tutta quanta una serie di ragionamenti che forse erano caduti un po' nel dimenticatoio. Si erano accesi durante il periodo dei mondiali, poi ahimè il Covid, forse una serie di rallentamenti vari l'avevano frenata, che è tutta quanta la questione della messa a norma delle strutture alberghiere, ma anche e non solo tutti quanti le accessibilità, per esempio i percorsi di montagna. Noi sappiamo Dolomiti UNESCO ha avviato qualche anno fa l'accessibilità anche per chi è in carrozzina di alcuni percorsi nelle nostre montagne. È stato un progetto molto ben risultato, molto ben accettato da chi ha difficoltà di deambulazione e soprattutto ben fruito. Quindi questo vuol dire che se si riescono a dare determinati strumenti poi le risposte ci sono. Bisogna che venga fatto un passaggio, credo, importante di concetto da parte degli albergatori, ma ne abbiamo parlato in diversi convegni di questa particolarità, e anche da parte degli amministratori locali, che devono capire che la montagna può andare di pari passo anche con l'accessibilità, e come è stato detto anche in questa presentazione del libro, è un'accessibilità che non è solo legata alla disabilità di per sé stessa, ma a tutta una serie di fattori che le persone vivono quotidianamente, appunto dall'anzianità al passeggino alla difficoltà motoria, insomma di magari un incidente domestico, qualsiasi altra cosa. Quindi questa apertura è essenziale. Tutto quanto il resto del mondo paraolimpico e olimpico chiaramente porterà poi una visibilità per quanto riguarda la montagna, e voglio ricordare non è solo Cortina, ma è tutta quanta la montagna veneta, bellunese, vicentina e quant'altro, perché abbiamo visto come esperienze, per esempio quelle del Covid, ma come anche proprio la capacità dell'essere umano, no, di assorbire tutto quello che arriva dalla televisione, poi porta un necessario avvicinamento a un determinato sport, a un determinato approccio. Lo viviamo tutti i giorni, quando ci sono i campionati di calcio siamo tutti calciatori, quando ci saranno le Olimpiadi invernali probabilmente diventeremo tutti sciatori o recupereremo il nostro slittino che abbiamo messo da parte, sempre con la prudenza ovviamente.
ovviamente, questo va detto. Quindi una grande opportunità, un grande volano economico, sicuramente andranno avanti comunque i lavori paralleli alle Olimpiadi, adesso vedremo quale sarà il destino anche della pista da bob, ma non dimentichiamoci insomma che le specialità sono altre, noi ci aspettiamo che in ogni caso qualche cosa venga comunque rispostato su Cortina, che è la capitale delle Dolomiti, la nostra perla, e che merita insomma il giusto riconoscimento.